nonostante una giornata discutibile dal punto di vista meteorologico, ma una bella giornata dal punto di vista per quanto riguarda il successo generale della manifestazione. Dove siamo? Siamo a Lazzise, un comune sul lago di Garda della provincia di Verona, un comune meraviglioso, un comune che è ai vertici per quanto riguarda il turismo. Ci sono circa 4 milioni di turisti all'anno che frequentano queste aree e siamo all'interno di una location stupenda che è la Dogana Veneta, ristrutturata e preparata meravigliosamente per eventi importanti. Oggi siamo qua per il sesto Festival delle DOP per dare il giusto risalto a quelle che sono le eccellenze dei prodotti dell'agroalimentare veneto. Stiamo parlando complessivamente di 18 DOP, 18 IGP, di oltre 50 DOC nel vino e quindi qua oggi sono rappresentate le principali, quasi tutte, non tutte perché la stagionalità non lo permette, però con molto successo sono venuti, stanno partecipando, c'è una bellissima affluenza di pubblico per capire effettivamente qual è l'importanza del prodotto, del marchio di qualità e quindi dei prodotti DOP, IGP e DOC del Veneto, dove il Veneto oggi è la prima regione in Italia in termini di fatturato, oltre che di export per esempio del vino, ma di fatturato per quanto riguarda i prodotti a marchio qualità. Ma perché Veneto Agricoltura si impegna in questo tipo di iniziative? La Regione Veneto, attraverso l'ente strumentale, la sua agenzia Veneto Agricoltura, attraverso e con la partecipazione di Veneto Agricoltura, ha deciso di sostenere queste manifestazioni e quindi Veneto Agricoltura ha un ruolo di coordinare una volta a est, una volta a ovest, una volta al centro della nostra regione, perché i prodotti locali hanno bisogno di essere rappresentati. Veneto Agricoltura nel suo ruolo istituzionale deve anche fare la promozione dei prodotti certificati e della certificazione dei prodotti. L'obiettivo principale è quello di portare la signora Maria, la nostra mamma, la nostra moglie a scegliere il prodotto a marchio di qualità piuttosto che il prodotto normale. L'agroalimentare vi dà una grande mano da questo punto di vista? Sì, diciamo che il nostro comune ha un'economia basata prevalentemente sul turismo, ma l'agroalimentare è una parte importante che alimenta questo turismo. Difatti sono apprezzati i nostri vini, la nostra produzione di oliva, di olio, la nostra produzione di miele e tutti i prodotti appunto della terra qui hanno un particolare risalto, soprattutto un pubblico particolare. Quindi il Festival delle DOC arriva ad hoc? Diciamo che per noi è appropriata questa festa e per noi è un onore ospitarvi perché nelle varie feste dell'anno che facciamo, nelle varie ricorrenze, abbiamo la presentazione del Chiaretto, l'anteprima del Chiaretto, abbiamo la Fiera Internazionale del Miele, abbiamo tanti momenti nel corso dell'anno in cui appunto noi pubblicizziamo i prodotti della terra. Preside, allora dietro di lei c'è la degustazione in atto qui al Sesta Festival delle DOP, ci sono i suoi professori, ci sono i suoi studenti, bravissimi, vi siete impegnati molto. Sì, è un'occasione importante per noi, un ringraziamento particolare a Veneto Agricoltura che ci ha dato questa opportunità. Siamo molto orgogliosi in questa location fantastica di Lazzise che fa parte del nostro bacino d'utenza e con l'amministrazione abbiamo un ottimo rapporto, di poter trasformare i prodotti tipici del Veneto, di poterli presentare in vari aspetti, antipasto, primo, risotto e varie altre cose, e in maniera eccezionale credo, perché vedo che l'assaggio e la degustazione è molto frequentata e tutti sono molto felici di poter degustare i prodotti tipici della regione Veneto. Ecco, presentiamo la vostra attività, voi avete 2 sedi, vero? Sì, noi siamo divisi su 2 sedi, abbiamo la sede principale a Bardolino, sulla sponda orientale del lago di Garda, poco distante da Lazzise, e una sede a Valeggio che si equivalgono dal punto di vista numerico degli iscritti, sono circa 600 su ogni sede, e che rappresentano, diciamo, dal punto di vista anche degli iscritti e poi anche dei corsi le specificità del territorio. Voi come Bardolino, peraltro, tutti gli anni proprio in questa location tenete una importante manifestazione.
Sì, qui Dogana Veneta per noi è un po' casa nostra ed è un piacere che il Festival delle DOP abbia deciso di spostarsi ad ovest e venire qui sul lago di Garda a unire la bellezza del nostro territorio con l'eccellenza dei prodotti che oggi si presentano qui alla Zise. Il chiaretto per noi è un prodotto importantissimo all'interno della DOC ed è quello che ogni anno a marzo presentiamo in anteprima proprio in questa location. Ed è una delle eccellenze venete. Oggi qui assieme a noi ci sono tutti i consorzi dei vini veneti DOC, quindi la nostra unione che presenta al pubblico una panoramica di tutti i vini e sicuramente un approfondimento sulla nostra DOC che è quella di casa e che è oggi un prodotto molto gradito dal pubblico proprio per la sua capacità di essere un vino gastronomico che si abbina bene al cibo e di essere un momento anche gioioso, di festa con questo suo bel colore come vediamo qui che rallegra gli animi e che si sa abbinare e sa far compagnia a tutti i momenti belli della giornata. Quindi un grazie a chi ha pensato di portare qui il Festival delle DOP, quindi a Veneto Agricoltura, alla Regione Veneto e a tutti i produttori che credono in questo modo di promuovere le eccellenze del Veneto e che sono qui oggi ad aspettare il pubblico ad assaggiare tutti i nostri prodotti. Il radicchio si presenta qui al Festival delle DOP anche in alcune forme, posso dire, originali, in questo caso trasformate, ma soprattutto è una grande produzione di qualità. Storicamente di qualità perché ha 100 anni di storia ed è una selezione massale che i nostri padri hanno curato e hanno trasformato una cicoria aperta in un qualcosa di tondo. E questa è stata in questa innovazione che ci porta a noi figli di quei padri a continuare nel fare anche un'attività promozionale perché il consumatore lo apprezzi sempre di più. Ecco, la IGP cosa vuol dire per questo radicchio, per questa cicoria rossa? L'IGP è unica perché sposa un prodotto con un territorio, quindi è un valore di tutti i prodotti DOP e IGP e queste manifestazioni sono il segno che sempre più bisogna portarle tra la gente in modo tale che poi il consumatore le possa acquistare. Quanto possiamo fare perché questa IGP possa imporsi di fronte ovviamente a un mercato che è molto complesso? Ma guardi, noi cerchiamo di aiutare voi nella qualità. Le garantisco che abbiamo un'ottima qualità, ma è data proprio dalla natura stessa. Le nostre terre sono terre che hanno 100 anni, che sono emerse dall'acqua, sono quindi terre ricchissime, sono molto produttive, ma sono ricche di tutte quelle proprietà, di quei sali minerali di cui il riso ha bisogno per diventare un riso importante. Quello che noi chiediamo a voi è di seguirci e di aiutarti in questo nostro sforzo di rinnovamento anche da parte dell'apparato agricolo. Fateci conoscere perché è il miglior biglietto da visita che noi possiamo dare, il nostro riso. E questo è il nostro momento di raccolta, diciamo che la DOP si raccoglie a fine giugno, ai primi di luglio e poi abbiamo tutto il tempo per farlo conoscere e promuovere nei confronti del consumatore, perché siamo convinti di avere un prodotto di eccellenza, di grande qualità, che è dato dal nostro ecotipo come bulbo di seme, viene prodotto in un ambiente dove è ricco di sali minerali, di potassio, dove l'aglio ha trovato il suo habitat naturale e avendo la caratteristica di avere poca acqua ha una grande conservabilità e il suo profumo lo mantiene persistente per tutta la durata della sua vita. Ecco, detto questo però l'aglio è una componente fondamentale nella cucina, no? E quindi perché noi non dobbiamo prendere quello cinese, dobbiamo prendere quello veneto DOP polesano nel caso specifico? La storia deriva proprio dal fatto che si manteneva molto a lungo e quindi prima dell'arrivo della frigoconservazione era una cosa importantissima avere questo tipo di supporto. Veniva coltivato nelle nostre campagne e poi all'interno delle stalle praticamente lavorato nelle tipiche confezioni a treccia. Quest'anno ne portate pochi qui al Festival delle DOP alla Zise. Al Festival delle DOP oggi portiamo solamente le DOP del Veneto, che sono 8, 7 attive
una un po' meno attiva e quindi ritengo che sia giusto in questa occasione portare queste eccellenze. Sono l'Asiago, la Casatella Trevigiana, tanto per ricordarli, il Grana Padano, il Montasio, il Monte Veronese, il Piave, il Provolone Valpadana e la mozzarella STG. Queste sono le nostre specialità. Poi di contorno, per il Casius Veneti, ci sono anche tutte le altre produzioni locali tipiche del territorio, che vanno dai formaggi di malga che sono eccezionali ai formaggi realizzati in caseificio che sono i migliori, possiamo dire, a livello nazionale. Perché? Perché abbiamo una materia prima, la qualità del latte, che è stupenda in questo territorio. Il fatto che il latte diventi DOP vuol dire che c'è un bel ritorno economico per chi produce formaggio. Allora, dobbiamo dire che intanto che la DOP, la DOP, è il massimo riconoscimento europeo per un formaggio e questo è importante perché vuol dire che c'è tutto un disciplinare, c'è un territorio, c'è una tradizione, c'è, possiamo dire, un po' tutto della nostra parte del Veneto in questo. Il consumatore secondo me deve stare attento a utilizzare sempre i formaggi DOP oppure anche formaggi realizzati con latte veneto per avere la possibilità di assaggiare, di gustare, di portarsi a casa un pezzo del nostro territorio, perché noi non facciamo solo latte, ma coltiviamo un territorio. Il Prosecco in questo momento è il grande player. Sì, grande player, ma deve avere una grande responsabilità proprio per questa, perché grandi volumi, l'anno scorso ho prodotti 464 milioni di bottiglie di spumante, bollicine che vanno soprattutto all'estero, quindi verso il consumatore. Il mondo del Prosecco e in parte ovviamente anche il consorzio il quale rappresento deve avere una responsabilità di portare ovviamente una qualità che deve essere sempre sottointesa, deve essere già un prerequisito la qualità, ma anche un valore aggiunto dato da quello che è le attività che si fanno in vigneto, soprattutto verso la popolazione, verso le comunità e verso tutto il comprensorio dal punto di vista economico del territorio, come hai ben detto te, del Veneto ma anche del Friuli Venezia Giulia. Come facciamo a garantire la qualità su un territorio così importante, Friuli e Venezia Giulia? Territorio importante, 9 province, per noi non è un problema, anzi è un'opportunità, perché più territorio c'è e più si ha una maggior ricchezza di prodotto magari sapido della provincia di Venezia è diverso al prodotto un po' più acidulo della provincia di Treviso e così via da Vicenza fino a Trieste. Quindi è un'opportunità verso un consumatore, non solo quello italiano, ma come ti dicevo prima, quello internazionale, quindi avere una offerta maggiore da proporre sul mercato. Questo può essere la carta vincente che ha portato il Prosecco ad essere la prima denominazione italiana e una delle principali spumantistiche a livello mondiale. Allora, il Veneto ha questa storica DOP che è quella del prosciutto veneto, berico euganeo. Contiamo tantissimo su questa manifestazione che stiamo facendo e che è in corso in questo momento anche a Montagnana, perché vogliamo che il nostro prosciutto, il nostro prodotto, che io reputo il principe del nostro territorio veneto, sia un po' più conosciuto e sia più apprezzato anche da tutti i consumatori. Quali sono le caratteristiche del prosciutto veneto berico euganeo? Allora, le caratteristiche sono molto importanti. Prima cosa sono cosce nazionali, sono cosce che nel nostro disciplinare di prosciutto veneto devono essere introdotte dai macelli e dagli allevamenti che sono sul Veneto, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna. Le sue caratteristiche deve essere una coscia da fresca che raggiunge i 14-15 kg introdotta nei prosciuttifici, viene messa sotto sale, a prodotto finito deve essere dolce, morbido, avere un colore rosso-rosato e si riconosce perché impresso sulla cotenna esterna c'è il leone alato, simbolo del Consorzio Veneto, con la scritta semicircolare sotto, sempre impressa a fuoco, con scritto prosciutto Veneto, scritto Veneto.